ci ha creati perché potessimo entrare nella sua casa. Flavio ora entra nella casa di Dio e noi lo accompagniamo. Lui ci fa dono del suo sorriso attraverso questo sole che ci illumina. Ci fa dono del suo sorriso, perché Flavio ora sta bene, è nella pace. L'abbraccio di Dio è un abbraccio di pace. Quello che chi sta male siamo noi, e stiamo molto male, perché quando si ama, perdere qualcuno che amiamo è quello che c'è di più doloroso che esiste. Ma siamo qui perché questo dolore possa essere raccolto dalle mani di Flavio e presentato al Signore come gratitudine per la sua vita. Davanti a Dio siamo tutti poveri, semplici, siamo figli amati e anche fragili. Lui comprende le nostre miserie, i nostri peccati, per questo con fiducia chiediamo perdono, perché la nostra celebrazione possa essere degna della vita di Flavio che si presenta davanti a Dio, della Santissima Eucaristia che celebriamo qui oggi. Per questo chiediamo perdono con tutto il cuore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ascoltiamo ora la parola di Dio.